Siamo con Federico Bonu, uno dei volti nuovi di questo COS, un COS che per te non è del tutto nuovo in termini di compagni e anche come staff tecnico, se non sbaglio. Esatto, sì, è un ritorno in Ogliastra dove sono già stato per 5 anni qua vicino alla Lanusei, quindi ho già avuto il mister, parte dei compagni, quindi è un gradito ritorno, diciamo, dai. Mi sento un po' a casa, ecco. In realtà tu sei della zona del Nuorese, di Borore, Sì, io sono di Borore, sei però nativo di sì, Bosa, nato perché l'ospedale era perché lì, poi l'ospedale lì. vivo a Bosa perché la mia compagna è di Bosa, Ah, quindi sono di Borore, però ho sto capito. a Bosa. Ogliastrino adottato, insomma. Come ti stai trovando in questa stagione, questo inizio di stagione? Guarda, molto bene, ti dico la verità, stiamo lavorando sodo e stiamo iniziando a provare le prime cose, stiamo iniziando a trovare l'amalgama giusta e niente, siamo positivi e ci sono dei buoni propositi, insomma, per affrontare questa stagione. Nonostante i 29 anni sei uno dei più anziani dal punto di vista dell'esperienza, non dico di età, ma dal punto di vista Infatti la dell'esperienza. barba bianca mi sta iniziando a uscire, anche col cappello bianco. Hai giocato comunque campionati importanti, vieni da una scuola come quella del Cagliari, un cammino insomma che ti ha visto protagonista in diverse categorie. Sì, dai, l'importante insomma, è mettere magari questa esperienza nella categoria a disposizione dei più giovani soprattutto, che sono quelli che magari hanno bisogno del sostegno in più e sono anche quelli che in questa categoria ti possono davvero far vincere le partite, perché se stanno bene, si trovano bene, possono darti davvero quel qualcosa in più. Che campionato ti aspetti con un gruppo così numeroso e soprattutto abbastanza esperto? Siete 17 over. Sì, un campionato competitivo sicuramente, sia dal punto di vista della nostra rosa, perché appunto siamo tanti e questo serve per alzare tanto la tensione, per dare intensità negli allenamenti, che è una cosa fondamentale se si vogliono ottenere dei risultati. Quindi diciamo che ci sono tutti i presupposti per fare bene e partire insomma con un campionato positivo. Il prossimo impegno sarà proprio con una nobile decaduta, una tua ex squadra dove hai dato tanto, il Lanusei. Ti aspettavi che potesse succedere qualcosa del genere al Lanusei? Sicuramente è un dispiacere, poi insomma, dopo aver vissuto quegli anni speciali, diciamo, a Musei, perché ci siamo trovati sia a lottare per non retrocedere, anche a lottare per vincere il campionato, quindi dei bellissimi ricordi, sia con la società che con la gente, e niente, però nel calcio diciamo che è così, ti porta su, poi ti porta giù, e l'importante è sempre ripartire, e così. Grazie Federico, in bocca al lupo. Crepi il lupo.